Inaugurazione 25 aprile a Villaggio Norge di Rosolina del murales che ha visto l'artista Rame 13 raffigurare davanti all'ex scuola elementare la tragedia dell'alluvione del 1951. Quest'opera è la prima tappa del Festival itinerante del Tarte, il Delta della Creatività, ideato e curato da Melania Ruggini, che ormai da 9 anni è impegnata nella riqualificazione del territorio. Un progetto più ampio promosso e voluto dall'associazione Art Flood. Leggiamo le parole di Rame 13, l'artista che ha effettuato questo lavoro. Questo murales parla di umanità, rinascita e memoria, dedicato all'atto di solidarietà che la Norvegia ebbe verso questo posto nel 1951. E la Norvegia, dopo l'alluvione che distrusse buona parte di queste terre, ricostruì questo villaggio.